Come vi avevamo promesso, siamo tornati con gli amici nostri della Croazia che sono venuti a trovarci qui alla Sartiglia di Oristano, in particolare allo stand di EIA TV al villaggio Sartiglia, per raccontarci di questo gemellaggio tra la Sardegna e la Croazia. Sono Josip e Jerko, i due amici, li interroghiamo subito. Josip, parlaci un po' della vostra corsa. La nostra corsa è un po' diversa dalla Sartiglia, non è così vecchia come Sartiglia. Quest'anno noi celebriamo 300 anni, è cominciata a svolgersi in occasione del 300 anni della vittoria. Era la battaglia tra i veneziani e i croati contro i turchi. Nel 1715 abbiamo vinto e proprio in questa occasione è cominciata a svolgersi l'Alca. Così si tratta proprio di una manifestazione medievale che si svolgeva in tutta la Dalmazia veneziana in quel tempo, sotto la dominazione veneziana, ma poi in tutte le città si è spenta. Unica che è rimasta è proprio l'Alca che grazie a questa vittoria è sopravvissuta. Da noi su Componidori non esiste, ma esiste un'altra persona, si chiama Voivoda, cioè un capocorsa. Poi c'è una tradizione che qui non esiste, è una tradizione, ci sono sono cavalieri e poi aiutanti dei cavalieri. Il capo dei cavalieri è Ale Çavuş, quindi è la parola turca, si vede subito che e poi il nome dell'Alca è la parola turca che significa cerchio e così si vede che la tradizione turca, la dominazione turca è rimasta nelle parole. Poi aiutanti è il popolo indigeno e capo dei aiutanti è Arambasha, quindi un'altra parola turca. Questa tradizione, questo diciamo così, collegamento tra cioè i cavalieri e aiutanti, lo vedo la uguaglianza qui in Sardegna quando vediamo qui sono le pariglie e poi corsa alla stella. Si vede un collegamento tra le due tradizioni eppure una uguaglianza qui da noi in Croazia. Sì, la corsa è un po' diversa, i cavalieri non sono tanti come qui, sono circa 20 cavalieri, 25 cavalieri. eh, c'è un corteo come qui, poi si vede ogni cavaliere corre 3 volte. Chi ottiene più punti, quindi l'alca, sono 2 cerchi collegati con 3 barre, chi infilza il cerchio centrale ottiene 3 punti. E poi sono 2 punti e un punto. Chi ottiene di più punti in 3 gare è vincitore. Quindi è un po' diverso che qui. Non si ottiene solo una corsa, si svolgono tre corse. Benissimo, interessantissimo. Ora chiediamo invece a Jerko che impressioni ha avuto della Sartiglia sarda. Jerko parlerà in croato, così abbiamo anche l'occasione di sentire un po' di croato che non capita spesso da queste parti e il nostro amico Josip ci farà una traduzione in italiano per renderla accessibile a tutti. Jerko. Grazie per questa domanda. Ovako, mi se ovdje osjećamo stvarno kao kuće. Evo, već je 3. godina kako Alka i Sartilja su pobratimljene i ja sam prvi put na Sardiniji i ovo je jedno predivno iskustvo. Zašto? Zato što ovi ljudi ovdje su toliko nam daju dobrodošlicu da se stvarno osjećamo kao kod kuće. Lui dice che per lui è per la prima volta di venire qui in Sardegna, io sono già la terza volta. Quello che sentiamo è quello che ha detto lui, che ci sentiamo proprio come a casa.
e la tradizione, l'ospitalità rassomiglia molto, rassomiglia molto. I još jednu stvar, mi smo jučer bili i na još jednoj trci ovdje uokolo i to nam se tako sviđa zato što je to nešto što je slično našem podneblju, našoj kulturi, tako da imamo jako puno sličnosti sa ovom pričom ovdje. Ieri siamo stati a San Lussurgiusi, abbiamo visto un'altra gara, un'altra manifestazione e abbiamo visto un po' non soltanto la parte meridionale, la costa, abbiamo visto anche la Sardegna dall'interno, è proprio uguale come da noi, perché noi proveniamo da una zona circa 35 chilometri da Spalato e si vede proprio che la geografia ci ha fatto tante cose uguali. Evo, ja još moram jednu stvar reći da ljudi zapravo ovdje u fondaciji koji nam sve ovo organiziraju su predivni ljudi i svakako veselim se vidjeti ih ove godine na Alci. Dice che abbiamo fatto già gemellaggio l'anno scorso e siamo felicissimi di continuare la nostra collaborazione e lui a nome dell'organizzazione dell'associazione cavalleresca dell'Alca di Signes a nome di tutti invita la fondazione e tutte le persone così possiamo approfondire i nostri rapporti. Allora, grazie anche a Jerko, speriamo un giorno di poter vedere questa manifestazione dal vivo, che dicono che sia bellissima come la Croazia. Del resto salutiamo e ringraziamo e arrivederci un'altra volta.